All'estate restaurata e tornata al suo posto il totem indian donata ai città di Udin de comunità furlane canadese in tal 1981. Il totem fa de tribù da Iuroni alla data la vie a esse celebrazioni pai 1000 anni de fondazione di Udin e il don all'estate rinnovato con la tornata in città de delegazione canadese. Udin di fatto ospiterà il congresso de Federazione dei Fogolars Furlans canadese. Il totem è l'unico di queste gener a tiattarsi fur dal territorio de tribù. A screa il presidente dall'ente Friul in Talmont, Loris Basso. Sentinlo. L'emigrazione furlane ha lasciato il segno in Canada e Cumole è un segno anche a Udin. Ma è sicuramente che il segno che ha è stato recuperato un dono che hanno fatto la comunità dai Fogolars Furlans, la federazione dei Fogolars Furlans dal Canada alla città di Udin a distanza di 1000 anni. 1981, noi siamo dal 2022, l'anno passato non hanno potuto venire per il Covid, ma chi stanno hanno promettuto e sono venuti a fare loro tiars congress internazionale dai emigrati in Canada. Si chatta sul castello di Udin che la rincumò. Per noi è un grande orgoglio come ente Friuli nel mondo, vi portata a casa questo recupero. Oscuni ringraziamo, devi ringraziare con piacere l'amministrazione comunale di Udin, da persone dal sindaco Pieri Fontanin che ha portato a termine questo recupero e la collaborazione del Confartigianato di Latti, ma in modo particolare la Federica Comello che è stata a mettere l'immenso lavoro, l'impegno per mettere a posto e tornare a dare vita a questo totem. E per queste sere alle DUT Gnovis al torne domani di sere a 20:40. Mandi.